A Sanchashang il Museum Ladin Ursus Ladinicus alla M12 Japana Luogia da ste. Si tratta di una loro con una storia piuttosto nuova. La nuit dai 7 ai 8 di giugno dell'anno passato, canche la loro M12 ova per mo 2 anni e mezzo, gliela roveda sotto un'auto, intanto la passava via la strada Mebo e è morta. La fova cresciuta anche in 1,70 m e pesava 108 kg. Lì è stato il bugian della loro rosa del Sangi de Metz, dove la è cresciuta su, che l'ha seppia con la vita. Infatti, la loro si muove da soles e da fanzi raions. La jaunes muove se in rayon nuovo. La loro M12 fava tenjanka un anno e mezzo, gita dal Trentino in l'Austria, dall'ot la Svizzera e poi roveda il Südtirol. Intanto, la loro unida in planida ora e è il Museum Ladin Ursus Ladinicus, che l'aiuta a conoscere meglio nostra natura. Da questa luogia, Pietlanche de se paradle con la loro preistorica che fava unida binedata con Turinis, l'Ursus Ladinicus. Questa lurs è importante perché noi siamo a Sanchashang, un museum dedicato alla lurs preistorica e bildet la mostra permanente un più conosciuto tratta il tema e la differenza tra la lurs rossa e la lurs preistorica. E sempre possiamo mettere fuori questa lurs questo partimento in confronto alla lurs preistorica che ince chilometri da fuori dimostra per la popolazione e per i visitatori del museum la possibilità di si confrontare nel trucco alle triplici differenze tra la lurs preistorica e la lurs rossa e che noi rappresentiamo nel nostro museum. In Tschechele sieht ram doi lores alles pur un po' troppa de Franzies. Questa de Franzies d'antre l'Ursus Ladinicus, che viveva dan 40.000 anni, e la lores rossa, ne nie mehr pont de riflessione per i esperti, ma anche per i visitatori del museum a Sanchashang. La fascinazione per questi tieri peaite da san un cei più piccoli. Vi una grande importanza avere queste due sorti di lores. Il nostro museum ha già potuto paradle queste sorti. Noi sappiamo che l'Ursus Ladinicus fa schal di mangiare la lors rossa. L'Ursus Ladinicus pesava anche 1200 kg, la lors rossa pesava 1300 kg. E perché l'udongs che l'un fa un gran puron e l'altra è schal di mandra. Al di dan cui vive me più la lors rossa, il pure Ursus Ladinicus è bel mort dan 24.000 anni. Tra la presentazione della mostra permanente del Museum Ursus Ladinicus, favelnce chica amena sotla M12. Nie per fe sensazione, ma per spiegare con te ciò fava succedun che la nuot. Dalla paroles de Bruno Svaldi de Naturns, audon oral de splagiai de n'avai nie pdusch chi vede mene sot la loro smotangiauna. Sul primo momento non sapevo nemmeno cosa fosse successo, onestamente. Poi una volta che mi sono reso conto che non ho avuto problemi di nessuna natura a livello di ferite, nemmeno il mio collega di lavoro, sono andato a vedere cosa era successo, cosa avevo preso sotto e mi sono accorto di aver preso sotto questo povero orsacchiotto. Non sapevo che girassero tranquillamente così, sapevo che c'erano 3-4 esemplari, ma non sapevo che assolutamente era l'ultima cosa che pensavo poterlo trovare sulla strada. Questo orso non l'ho più visto dopo l'incidente, l'ho visto oggi per la prima volta ed ho provato lo stesso dispiacere che ho provato quando mi sono accorto di averlo messo sotto. La possibilità di avere il medesimo museum 7 lores rossa con la ricostruzione dell'Ursus Ladinicus è un stolz, ma danta prima una occasione per la comunanza. Noi siamo combattuti per avere questa lavoro a Sanchashang, era un calcides un po' la parentela dell'Ursus Ladinicus e speriamo che la gente che venga a ticciare a essere con questo bellissimo esemplare. La sezione nuova del Museum Ursus Ladinicus con la mostra permanente su una loro rossa pieta un approfondimento su questo tier dell'Elbes troppo simpatico.